Quali sono gli strumenti che hanno le istituzioni, i comuni, le istituzioni più importanti per intercettare eventuali infiltrazioni mafiose? Si fa tanto a livello investigativo, si fa tanto di più rispetto al passato, soprattutto nelle regioni del nord, del nord-est. Rispetto al passato, basti pensare, ecco, un dato su tanti, le interdittive antimafia che sono quello strumento che quella sorta di cartellino rosso per le aziende sospettate, per le imprese sospettate di avere rapporti, di essere in qualche modo infiltrate o collegate a personaggi collegati agli ambienti mafiosi. Fino al 5, 6, 7 anni fa non erano mai state adoperate, sfruttate e neanche in Veneto, una regione come il Veneto. L'intuizione, lo sviluppo anche una maggiore, devo dire, forse sensibilità anche, oltre che cultura investigativa, sul temi dell'antimafia, e ha consentito di non soltanto di cogliere la pericolosità di segnali difficili da riscontrare, da decriptare, direi, ma anche appunto di sfruttare questo tipo di strumenti. I media sono sempre presenti, puntuali e molto anche dettagliati nel momento in cui c'è una le cosiddette maxi operazioni, le cosiddette rettate, quindi gli arresti e quindi i sequestri, e poi le sentenze e poi le confische e tutto questo. Purtroppo però poi manca una continuità, e io credo che, occupandomi da un po' di tempo di queste cose, quindi occupandomene al di là dell'attività giornalistica, quindi anche con i libri, insomma, attraverso i libri che hanno il valore aggiunto di dare una visione d'insieme più organica. Ecco, quello che manca alla stampa purtroppo è una continuità narrativa, e ovviamente non la narrazione cinematografica, è chiaro, quanto piuttosto un messaggio continuo e costante, che riesca a consegnare proprio l'idea del fatto che la mafia ormai è un elemento costitutivo anche delle nostre regioni, anche delle nostre economie, e quindi va osservata, va studiata, va riconosciuta, va cercata anche in un territorio apparentemente sano, anzi sicuramente sano, economicamente sano, ma infiltrato come il nostro.